Buongiorno, Focus Bollettino Culture Erbacee, aggiornamenti. Aggiornamento numero 1, difesa integrata dalle malattie fungine del frumento. La piattaforma olistica grano.let indica che il rischio da ruggine gialla e da oidio sta diventando sempre più basso ed è non preoccupante sull'intero territorio veneto, quindi non occorre prendere misure di controllo contro queste due malattie. Risulta invece medio-alto per le culture suscettibili, il rischio di infezione di ruggine bruna e di septoriosi. In tal caso si può pensare dei trattamenti che coprono bene queste due malattie. Qualora si approssimi alla fase di spigatura per varietà tolleranti, mediamente tolleranti, si può aspettare la completa emissione della spiga e procedere al trattamento che può darci copertura anche per la fusariosi. In ogni caso non è da ripetere il trattamento fungicida qualora si sia intervenuti negli ultimi 10 giorni. Aggiornamento numero 2. Noctue. L'aumento delle temperature sta accelerando lo sviluppo delle larve e quindi ci stiamo avvicinando alla formazione del quarto stadio di sviluppo. Seguite i bollettini di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, bollettino culture erbacee, o richiedete di ricevere le email scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org per ricevere i bollettini, perché tra pochi giorni daremo la previsione sul momento utile per andare in campo e verificare l'effettiva presenza di noctue del quarto stadio, che come sappiamo è il primo a causare danno serio alle culture suscettibili. Quindi attenzione e pronti per andare in campo a capire cosa sta succedendo dopo l'allerta che viene data con il bollettino. Aggiornamento numero 3, ricordiamo che sta arrivando il momento di cambiare il feromone per Agriotes sordidus nella trappola IATOR-F utilizzata per il monitoraggio degli adulti degli elateridi, per capire il rischio futuro di danno da elateridi per le culture suscettibili. Ricordiamo che abbiamo già installato in posizione bassa il feromone per Agriotes brevis, e che in posizione media abbiamo già installato il feromone per Agriotes sordidus. Ora è arrivato il momento di sostituire questo feromone e di mettere sempre in posizione media un nuovo feromone Agriotes sordidus. A seconda del momento di installazione in campo della trappola, attorno ai 25-30 giorni va sostituito il feromone per Agriotes sordidus. Successivamente, come da protocollo, sarà installato in posizione alta il feromone per Agriotes litigiosus. Questa è la posizione alta in cui andiamo a installare il feromone per Agriotes sordidus. Alla prossima!